Siamo in Sacca di Scardovari, adesso tra poco andremo a visitare gli allevamenti di cozze e di ostriche. Quello che vediamo sono impianti di cozze, questi sono vuoti perché hanno venduto il prodotto, mentre quelli che andiamo a vedere adesso sono gli allevamenti dove sono rimaste le ultime cozze che purtroppo sono morte a causa dell'alta temperatura dell'acqua che ha superato i 32 gradi nei primi giorni di luglio. Ecco, così praticamente sono... Questo è quello che è rimasto dopo l'acqua calda delle prime settimane di luglio. Purtroppo cozze e DOP hanno fatto una brutta fine e si sono cotte nell'acqua prima di essere venduti. E questa è una perdita di non poco conto perché eravamo nel culmine della produzione con tanta richiesta e purtroppo hanno fatto questa fine. Ma e quanto percentuale è compromessa di questo tipo? Diciamo per fortuna avevamo venduto il 90% della produzione, queste erano le ultime, ma purtroppo è sempre una perdita. Ricordiamo che questa è una cozza DOP tra le poche nel Mediterraneo, o sbaglio? È unico mollusco in Italia ad avere questo marchio e sono 3 in Europa ad avere questa denominazione. Praticamente adesso la cozza che vediamo qua compromessa ha perso tutto Queste sono tutte completamente morte, tutto il mollusco all'interno. Non c'è più niente di recuperabile. Neppure niente di recuperabile. Sono morte tutte insieme all'istante. E le temperature... quindi muoiono all'istante insieme? Sì, non sono morte pian piano, è troppo caldo, troppo prolungato. Quindi la temperatura a quanto è arrivata? 38 è arrivata a 32 gradi. A 32 gradi? 32 gradi. Il limite sarebbe? Adesso siamo a 30 ancora. Diciamo che fino a 30 resistono qualche giorno, ma essendo stato prolungato nel tempo è difficile. E l'ottimale sarebbe quanto? 27 gradi? L'ottimale sarebbe 27-28, è già una buona temperatura, però supera oltre questa soglia veramente fanno sofferenza, manca ossigeno e muoiono. Mentre la vongola non ha questo problema. La vongola, essendo sul fondo non ha questo problema, però il continuo di questo caldo potrebbe anche far danni perché si creano alghe, si creano altre situazioni che compromettono l'allevamento. Ecco, qua ci sono anche allevamenti di ostriche importanti tra le più famose d'Europa, loro sono compromesse? Qua ancora resistono, però ripeto, il continuo di questo caldo, quando è troppo allungato, crea morie anche per le ostriche. E le previsioni cosa vi hanno detto? Le previsioni non sono buone, mettono tanto caldo ancora. Per fortuna è ventilato in questi giorni e un po' l'acqua si ossigena. Però siamo veramente, se non fanno questi scavi lagunari, veramente rischiamo di scomparire, non ce facciamo più. E il discorso del cuno salino vi incide in sacco o no? No, per noi non è un problema il cuno salino, però la siccità, il cuno salino deriva dalla siccità, mancanza di acqua anche in laguna può creare problemi. La produzione come sta soffrendo questo momento? Beh, adesso stiamo lavorando a un 10-15% rispetto a quello che potremmo fare. Come vedete gli impianti stanno lavorando a basso regime e sopravviviamo, resistiamo. Ma questo da quanto tempo c'è questo problema? Questo è dal 2024, questo è già il terzo anno che facciamo così e abbiamo dovuto ridimensionare e rivedere anche lo stabilimento e i macchinari perché purtroppo stiamo lavorando poco. Ma la salinità in questo caso cosa incide? La sanità per noi all'interno dell'impianto non incide perché noi abbiamo il trattamento delle acque, quindi manteniamo le acque a temperatura ideale e anche sanità costante per non avere problemi con le depurazioni. Invece per le vongole? In laguna c'è una temperatura purtroppo elevata e ha creato problemi con le cozze, con una moria di circa 1000 quintali di cozze DOP e le vongole sono in sofferenza, però resistono un po' meglio le temperature, però diciamo che se continua questo caldo siamo veramente a rischio con tutto.